Gli ospiti arrivano la mattina per colazione e li vedo sorridenti e mi dicono che sono riusciti a dormire durante la notte senza essere svegliati. Anzi, al loro risveglio sono stati accolti dal silenzio della campagna e mi chiedono come fare per vivere e per allungare questi momenti destinati alla pace, destinati alla tranquillità della campagna. Io consiglio di fare una passeggiata lungo i viali della nostra azienda, gli consiglio di andare a camminare nel bosco e di soffermarsi ad osservare le foglie secche, le ghiande che trovano per terra, i resti lasciati dagli uccellini che sono passati, ma consiglio anche di camminare magari a piedi scalzi nel prato, magari alla mattina quando l'erba è bagnata dalla rugiada della notte. Queste sono le sensazioni che durante una vacanza qui a Val Grande si riescono a fare. Perché? Perché ancora riusciamo a sentire la musica della natura, le foglie che si muovono, i rami che si muovono e che spostano gli uccellini che volano. Vi posso assicurare che non è poesia, ma è quello che si vive qui a Val Grande se si sceglie di trascorrere qui da noi una vacanza che però è sempre condita da ciacole e da sfuressi. Oggi lo sfuresso è la nostra ciambella preparata in casa assieme agli ospiti. Buona ciacola e buon sfuresso estivo!